Pur avendolo ormai in pugno, gli hanno concesso l'ultimo abbraccio con la madre, prima di metterlo dietro le sbarre. È finita dopo la festa di compleanno organizzata per la madre malata la latitanza di Loris Marton, 31 anni, di Mogliano, arrestato nel cuore della notte a Dosson, nei pressi dell'abitazione della convivente. Lei si chiama Selene Carraro, incensurata segretaria in uno studio medico, arrestata con l'accusa di aver favorito la latitanza di Loris Marton a cavallo fra l'Italia e Tenerife, dove il giovane aveva provato a costruirsi una nuova vita. I carabinieri lo seguivano dallo scorso febbraio, da quando nella sua abitazione trovarono ben 64 kg di hashish. Fra i suoi precedenti anche l'aggressione ad un carabiniere a cui spaccò la mandibola con una spranga di ferro. 8 mesi da uccel di bosco, richiamato dagli affetti ad un fugace passaggio al nido appena prima di finire in gabbia. I sentimenti a volte tradiscono e il latitante appunto è caduto proprio nella circostanza forse più lieta, quando hai rincontrato la madre e per festeggiarne il compleanno. Si chiude così il filone legato allo spaccio di stupefacenti che rientra nella complessa operazione denominata Cormorano, operazione coordinata dal reparto investigativo dei carabinieri che, oltre a stroncare un importante canale di approvvigionamento di droga nella Marca, ha dato un duro colpo alla mala principalmente nigeriana che gestiva anche l'ingresso di clandestini in Italia e lo sfruttamento della prostituzione lungo le strade della provincia.